Soddisfatti 5 punti, però molto insoddisfatto della disciplina e gioco che abbiamo mostrato in campo oggi. Quindi ancora il primo tempo abbastanza discreto, anche se abbiamo sprecato troppe occasioni, e poi il secondo tempo un disastro. I ragazzi erano molto stanchi in campo il secondo tempo, abbiamo usato tanta energia il primo tempo, specialmente per alcuni giocatori fuori ruolo. Quindi abbiamo fatto più fatica nella fase statica e gioco generale di quello che abbiamo fatto in pre-campionato. E quindi bravi alla terza che hanno oggi giocato in seconda linea, però penso che quella veramente ha dato più carico al lavoro in più degli avanti e era un po' non lucido in qualche occasione. Dove erano forti loro, touch, drive, dove eravamo un po' più sotto pressione oggi e quindi sì, bravi loro, hanno le idee chiare, il gioco semplice, però fatto bene. C'è sempre la voglia di lottare, giocare, quello è molto positivo. Il gruppo c'era, quindi anche sotto pressione abbiamo difeso bene il secondo tempo. Sì, e quindi quella voglia, anche il primo tempo abbiamo mostrato 2 o 3 occasioni di meta, abbiamo sprecato 1 o 2, però abbiamo fatto un bel gioco su alcune occasioni nel primo tempo, e quindi non tutto negativo, però sicuramente dobbiamo migliorare. Ruben ha fatto molto bene, è l'unico saltatore vero che c'era in touche, ha portato avanti tanti palloni, quindi però tanti altri anche, però sì, Leo Contieri e per me Ruben davanti, i 2 giocatori del match. Sicuramente lavoreremo tanto sulla nostra struttura e sulle discipline, e quindi l'idea di essere molto aggressivi in difesa è quella che stiamo portando avanti, però dobbiamo rispettare sempre le linee fuori gioco. Abbiamo affrontato Casale in precampionato, è una squadra che gioca nel casino, quindi tanto gioco rotto, si buttano nei punti incontro, sì, un gioco rotto che non siamo forti in quello perché non abbiamo le teste per giocare rotto, quindi noi lavoriamo di riportare le strutture nel gioco e l'ordine con le discipline. Sì, è bello vedere tante persone, quindi spero che con ogni partita in casa vengano più persone, quindi quello che dobbiamo fare noi è avere un gioco più bello che porta la gente a vederci. Siamo arrivati carichi all'esordio in casa nostra, dopo 5 mesi, dopo la disfatta dell'anno scorso, avevamo voglia di partire subito bene e nonostante qualche difficoltà abbiamo fatto subito bene. Ho fatto 3 mete, sono contentissimo, prima volta che mi capita, e quindi diciamo non ci poteva essere esordio migliore. Il fattore che avevamo lavorato in queste settimane era la disciplina, e che oggi non ha funzionato di nuovo, e facendo così rischiamo di tenere a galla partite che magari sono già vinte o comunque c'è già un largo vantaggio, rischiamo di farle tornare in equilibrio e questo non va bene, dobbiamo mettere a posto, però per il resto direi che aggressività e gioco è andato abbastanza bene. Stiamo benissimo con i Maffei, già vincitori del team building in montagna, e sì, dico solo forza Maffei e andiamo avanti così.